Era in bici in Prato della Valle con un accappatoio grigio che sembrava una tunica, un piumino con cappuccio tirato su, un seno finto e soprattutto un crocifisso ben in vista fatto con 2 pezzi di legno. Sperava di passare inosservato o di essere scambiato per una suora, un 39enne di origine siriana, che avrebbe dovuto essere in casa a scontare gli arresti domiciliari a cui era sottoposto per una vicenda di estorsione, furto e di atti persecutori. L'uomo è però stato riconosciuto dai poliziotti che l'hanno fermato. Il 39enne, nei mesi scorsi, ha ripetutamente e palesemente violato i domiciliari, dimostrando assoluto disprezzo delle regole. Ha anche avvicinato ed incontrato una delle sue vittime, chiedendole nuovamente denaro e promettendole che sarebbe andato a farle compagnia a casa la sera. Lo scorso mese era stata emessa un'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari perché era stato indiziato di aver approfittato della vulnerabilità emotiva di alcune anziane signore. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo aver allacciato una relazione sentimentale con le vittime anziane e conquistata la loro fiducia, riusciva a ottenere molto denaro, per gli inquirenti più di 500.000 euro. Quando non riusciva ad impietosirle per ottenere altro denaro, minacciava le sue vittime di svuotargli i conti correnti con le sue abilità da hacker o di commettere atti di violenza.